Allora, Vandana Shiva è una attivista e ambientalista indiana, leader dell'International Forum of Globalization e presidente dell'associazione Navdanya International, è autrice di un'importante opera dal titolo Terra Madre, sopravvivere allo sviluppo, in cui affronta le conseguenze del malsviluppo, come lei definisce la cattiva politica economica che ha portato l'India e il terzo mondo alle conseguenze prodotte dalla globalizzazione imposta dall'Occidente. Una delle più importanti battaglie condotte da Vandana Shiva è quella contro le multinazionali che vendono semi geneticamente modificati e che impongono la brevettazione dei semi ai contadini asiatici, portando questi ultimi quindi a comprare i loro stessi semi dalle industrie e facendo pagare loro i diritti di brevetto, un'assurdità. Quindi lotta alle multinazionali, alla brevettazione, ma anche lotta alle monocolture e quindi alla cancellazione della biodiversità. Per il suo enorme impegno Vandana Shiva è stata insignita nel 1993 del premio Right Livelihood Award per aver messo le donne e l'ecologia al centro del moderno dibattito sullo sviluppo. Lascio la parola. Grazie per questa introduzione e grazie per aver mostrato come i percorsi di questa economia stanno distruggendo questo paradigma. I am coming straight from Abuja in Nigeria at Port Harcourt, which is an extractive oil center. Vengo direttamente da Abuja, che è un centro della Nigeria, che è un centro dove si estrae il petrolio. And what this extractive industry means is so clear in the Niger Delta. I went because 20 years ago, a fellow environmentalist, Ken Saro-Wiwa, was executed for fighting Shell. E quello che si vede nel delta del Niger è molto chiaro in termini di estrazione. 20 anni fa un compagno di lotta, un ambientalista, Ken Saro-Wiwa, è stato ucciso per essersi opposto alla Shell. And I have gone to give the memorial talk for Ken, but also visit areas of the Niger Delta. E quindi sono andata a parlare, a fare il discorso del memoriale per la morte di Ken, ma anche per visitare le aree colpite. As we landed, we were told Sardinia is a little Nigeria. E quando siamo atterrati mi hanno detto la Sardegna è una piccola Nigeria. Because oil is what has created, oil and coal have created the extractive economy, the linear economy of exploitation of nature and society. Perché l'industria estrattiva sia del petrolio che del carbone hanno creato proprio questo tipo di mentalità di economia lineare che sta distruggendo il pianeta. And it is an economy which must create large-scale ecological pollution and degradation. Ed è un sistema economico che deve creare un degrado e un inquinamento su larga scala. It must unleash large-scale conflicts and violence. Deve scatenare conflitti e violenza su larga scala. Let's not forget that most wars of today, no matter what the excuse, at the end of the day they're for oil. E non dimentichiamoci che la maggior parte delle guerre, indipendentemente dalla scusa che ci viene proposta, alla fine sono fatte per il petrolio. Iraq, Libya, earlier Somalia, it was all about oil.
every part of the world where there's oil, there are vultures who would like to control that oil. Iraq, la Libia, la Somalia, ovunque nel mondo ci sia petrolio ci sono gli avvoltoi che vogliono controllarlo quel petrolio. But they need to do more. They have to destroy democracy to establish oil empires. Ma devono fare di più per stabilire questi imperi del petrolio, devono distruggere la democrazia. So much is made of industrialization. Quindi molto è fatto dall'industrializzazione. You've been told that you must leave the land to become workers in factories. India is being told that her 600 million people who live on the land should leave the land. Quindi vi è stato detto che dovete lasciare le vostre terre per lavorare in fabbrica. In India 600 milioni di lavoratori hanno dovuto lasciare le loro terre per lavorare in fabbrica. The soil and the land that has supported us for millennia, people don't abandon it just like that. They either have to be brainwashed to think leaving their homes, leaving their professions, leaving their culture is somehow progress. E quindi le persone non lasciano la terra così, non lasciano il suolo e la terra che li ha supportati per millenni con leggerezza, devono ricevere un lavaggio del cervello per poter lasciare la loro casa, la loro cultura, le loro tradizioni. Or violence has to be used for land grab. Altrimenti bisogna usare la violenza per l'accaparramento della terra. For the southern countries, the violence is often accompanied by military. E per i paesi del sud la violenza è spesso accompagnata dalla forza militare. But around the world, there's a violence built into economic conditionalities like austerity. Però in tutto il mondo la violenza è legata a una condizionalità economica che si chiama austerità. Over the last 4 decades in my work on ecology, what I have found is an oil-centered, linear extractive economy must tell lies at every level. E quello che ho imparato negli ultimi 40 anni di attivismo ambientalista è che una economia lineare e incentrata sul petrolio deve necessariamente raccontare bugie. It must tell lies about what is science and what is knowledge. Deve raccontare bugie su ciò che è la scienza e ciò che è la conoscenza. Science is to know. La scienza è del sapere. The Sardinian pastoralists probably knew every plant that grows in the grasslands. Probabilmente i pastori sardi conoscevano tutte le piante che crescevano nei loro pascoli. But they've been presented as barbarians. Ma sono stati presentati come barbari. And I really feel the slogan for our times is I will be barbarian. E credo che lo slogan per i nostri tempi è dobbiamo essere barbari. We want to be barbarians. Because if to be a barbarian means to love your land and your soil, to love your culture and your people, to care for the future, to be able to leave your place in a way that is better than what you inherited, then I prefer being barbaric to being civilized, which is killing people, polluting our earth, destroying the environment with climate havoc, and destroying democracy everywhere. That civilization is not civilized. Amare la propria terra, amare la propria cultura, amare il suolo, amare la gente, preoccuparsi per il futuro di quelli che verranno dopo e lasciare il posto e il pianeta in maniera migliore di come l'abbiamo trovato. Allora preferisco essere un barbaro piuttosto che civilizzato, di una civiltà che uccide
che inquina, che distrugge l'ambiente ma che distrugge la democrazia, questa non è civiltà, allora io preferisco essere un barbaro. So we at Nathania International work collectively with a large group of people to draft the Manifesto Terra Viva on our soil, our commons, our future. E quindi come Nathania International lavoriamo come un gruppo di persone per stilare un manifesto che si chiama Terra Nuova, che è un manifesto che riguarda il nostro, Terra Viva, che riguarda il nostro suolo e i nostri beni comuni. Our soil, our commons, our future. È il nostro futuro. And I'm so glad there's a Sardinia Terra Viva that is now available for you all to shape your earth democracy on this beautiful island. E sono contenta che ci sia un manifesto sardo di Terra Viva che permetta a tutti voi di dare una forma alla democrazia. Because none of our work is meant to end as paper. Perché nessuno dei nostri lavori deve rimanere su carta. There's too much paper which is either irrelevant or deadly. Deadly, killing. Sì, Paper that writes respirate. c'è troppa carta che è inutile o addirittura mortale. The kind of papers being written, Memorandum 1, Memorandum 2, Memorandum 3, to kill Greece. È il tipo di carta che viene utilizzata per scrivere il Memorandum 1, 2 e 3 per uccidere la Grecia. I couldn't believe it. I couldn't believe it that the latest memorandum doesn't want Greeks to have fresh milk. Non riuscivo a credere al fatto che l'ultimo memorandum stilato non voleva che i greci avessero accesso al latte fresco. They talk about debt, it's basically about colonization. Parlano di debito, ma in realtà parlano di colonizzazione. It's about controlling anyone and anything that dares to be free, independent and alive. E si tratta di punire, di andare contro tutti coloro che vogliono essere liberi e che osano essere liberi e avere una vita. This is not economics. Questa non è economia, It's a psychological disorder. questo è un disturbo psicologico. Only those with a psychological disorder would want to extinguish life and freedom. Perché solo quelli con un disturbo psicologico vorrebbero distruggere la vita e la libertà. So science is one place where a lot of lies are told about efficiency, productivity, progress, and the other place is economics, where you can juggle anything to prescribe anything to anybody. Quindi la scienza sì è un campo in cui si possono raccontare bugie sull'efficienza, la produzione, il progresso. Un altro campo come quello è l'economia, dove si può dire qualsiasi cosa a chiunque. Economy is derived from the same root as ecology, oikos, which means our home. La parola economia ha la stessa radice della parola ecologia, che è oikos, che vuol dire la nostra casa. The economy for Sardinia should be taking care of Sardinia as our home. E l'economia sarda dovrebbe prendersi cura della Sardegna come la propria casa. The economy of Sardinia cannot be turning Sardinia into a mine to extract resources or a waste dump to throw the waste, whether it be nuclear or plastic or whatever. E quindi la Sardegna non può diventare semplicemente un luogo da cui si estrae, per esempio un luogo minerario da cui si estrae, oppure una discarica dove si buttano rifiuti che siano plastica o rifiuti o scorie nucleari. Now, if we were to actually calculate the resources that go into a system
and the pollution and waste that is created by it, industrialization is a negative economy. It uses more resources and creates more waste than what it gives to us as society. Quindi se dovessimo calcolare, diciamo, le risorse utilizzate o messe dentro, utilizzate da questo sistema economico, vedremo che c'è sempre un bilancio negativo, perché questo tipo di sistema utilizza più risorse e crea più rifiuti di quanto poi noi riusciamo ad ottenere in cambio. Agriculture is such a clear example of this. E l'agricoltura è un esempio chiaro in questo senso. Just driving here, I don't see chemical sprays, I hope not, on these olive trees. I hope not. E venendo qui mi sono guardata intorno e in effetti non vedo degli spray chimici su questi ulivi, almeno spero. I don't see intensive irrigation. Non vedo irrigazione intensiva. I don't see a monoculture. Every tree has its own personality. E non vedo monocultura, ogni albero ha la sua personalità. If you travel to California, where they grow almonds, each tree is identical. They spray so much pesticides that not a single bee left. Se invece andate in California, viaggiando in California dove coltivano le mandorle, vedete che gli alberi sono tutti uguali e vengono spruzzati talmente tanti pesticidi che non c'è più una ape rimasta. They truck bees across America. They put them in trucks to pollinate those almond trees. Quindi trasportano le api da un paese all'altro degli Stati Uniti per impollinare quegli alberi. And in the almond plantations you see little shacks where the workers who were brought in from Mexico are kept as slaves. E potete vedere delle piccole capanne intorno a queste coltivazioni di mandorle dove i messicani che lavorano nei campi vengono tenuti come schiavi. All the papers I've been reading on my journey over, in one sector or the other, they're telling you how the entire sector that is called efficient and produces cheap products is based on slavery. Industrial fisheries, they're capturing refugees on the oceans and making them slaves for the ships which catch fish in the oceans. Quindi mentre venivo qua leggevo tutti i settori che sono efficienti e produttivi sono basati sulla schiavitù. Qualsiasi settore, prendete per esempio la pesca, prendono gli immigrati direttamente dal mare, li catturano e li impiegano e sono schiavi. Nowhere does an independent pastoralist or an independent small farmer have to exploit anyone else. They love their land, they love their families, and it's an exploitation-free production. I pastori indipendenti, i contadini indipendenti, loro non usano schiavitù, non hanno bisogno di schiavitù, si preoccupano della loro terra e della loro famiglia, quindi le loro produzioni sono produzioni libere dalla schiavitù. The industrial system of agriculture uses 10 times more energy as inputs than it produces as food. Il sistema industriale di produzione agricola utilizza 10 volte più energia di quella che restituisce come cibo. The 90% energy that's wasted is then the waste in the air, climate change, it's the waste in our waters, creating dead zones, it's the waste that is destroying life rather than nourishing life. Quindi questo 90% di energia persa in realtà diventa cambiamenti climatici, diventa acque inquinate, quindi zone morte, e diventa rifiuti. And then if you take factory farming and industrialization of livestock, it gets worse. 100 units of protein turn into 1 unit of meat. E se prendiamo l'allevamento industriale, la situazione è ancora peggiore, perché ci vogliono 100 parti di proteina per produrre una parte di proteina, di carne.
And to put all those animals, 1 million chicken, 100,000 cows, 200,000 pigs in one place, they must import intensive feed, which is GM soya, by destruction of Argentina, giving children in Argentina cancer and birth defects, destroying the Amazon forest to grow soya, all unnecessary. The pastoralists of Sardinia could provide the best of grass-fed meat in Europe. E tutti questi animali che sono 200.000 maiali tutti insieme in un allevamento, centinaia di migliaia di galline e così via, tutti questi animali devono essere nutriti con tonnellate e tonnellate di alimenti importati, di soia geneticamente modificata che è stata coltivata in Argentina e che ha distrutto la vita in Argentina perché ha causato tumori, difetti alla nascita, che ha distrutto l'Amazzonia, per esempio, per produrre questa carne che i pastori sardi invece potrebbero produrre in maniera sana e potrebbero rifornire l'Europa con questa carne sana. In America, the fastest growing food sector is what they call grass-fed beef, because people have got so fed up of antibiotics in the meat, hormones in the meat, the torture of the animals, and grass-fed beef is ending up being the best avenue for farmers who take care of rangeland. L'industria che sta crescendo maggiormente negli Stati Uniti adesso è quella del manzo nutrito con l'erba, perché la gente si è stufata di mangiare carne piena di antibiotici, nutrita con veleni, e quindi questa sembra essere la strada da percorrere. How does a violent, inefficient system take over and destroy ecological and sustainable systems that produce health? Com'è possibile, come succede che dei sistemi violenti e inefficienti prendano il potere e il sopravvento su sistemi che invece non sono violenti e sono estremamente efficienti? The first is through the myth that it produces more food. Il primo è che si basano sul mito, cioè una produzione maggiore di cibo. Well, it doesn't produce any food at all, it produces commodities, and commodities are not food. Ma non è vero che produce cibo, produce merci, e le merci non sono cibo. Only 10% of the corn and soya being grown in the world is going to human food, 90% is going to animal feed and biofuel. Solo il 10% della soia e del mais coltivati nel mondo vengono utilizzati per il consumo umano e il 90% invece vengono utilizzati per il consumo animale e per i biocarburanti. And the more they want to continue the oil civilization, they will have to continue it with biofuel, with concentrated production of what they call alternative energy, but concentration and centralization is not an alternative to centralization. Però più vogliono continuare a portare avanti questa civiltà del petrolio, più parleranno di biocarburanti e di produzione concentrata, ma la produzione concentrata non è la stessa cosa che la produzione centralizzata. Of all the food we eat today, according to the Food and Agriculture Organization, only 30% comes from large industrial farms. 70% even today, after 100 years of trying to destroy small farms, comes from small farms. 70%. E secondo un rapporto della FAO, ancora il 30% del cibo che consumiamo viene da produzioni industriali, ma il 70% dopo centinaia di anni di industrializzazione, il 70% del cibo viene ancora da piccole aziende. And the ecological farming uses 25% of the planet's resources. The industrial agriculture uses 75% of the soil and water. It has pushed
93% of the agricultural diversity to extinction, and it is responsible for 40% of the climate change through emissions of greenhouse gases. E ancora l'agricoltura ecologica utilizza il 25% delle risorse, questo 70% ovviamente, utilizza il 25% delle risorse, mentre l'agricoltura industriale utilizza il 75% delle risorse in termini di acqua e di suolo e ha portato il 93% delle specie all'estinzione, quindi ha distrutto la biodiversità e ha causato il 40% dei cambiamenti climatici con la produzione di gas serra. So if a model that produces 30% is destroying 75%, if it goes to 45%, it'll destroy the planet, and we won't have food on a dead planet, we won't have people on a dead planet. E se un modello che producendo solo il 30% riesce a distruggere il 70% delle risorse, se questo sistema passa dal 30% al 45% vuol dire che distruggerà il pianeta, distruggerà le persone, non ci sarà più vita. The second myth that's used to justify this industrial model expanding further and destroying local ecological sustainable systems is the myth of cheap. It's cheap. E il secondo mito di questo modello che si sta espandendo, che sta distruggendo il nostro pianeta, è il mito del poco costoso, dell'economia. It's not cheap at all, it's too costly. If we did a true calculation, we wouldn't be able to afford it. Ma in realtà non è poco costoso, è estremamente caro. Se facessimo qualche calcolo ci renderemo conto che non ce lo potremmo nemmeno permettere. Take the subsidies. It can't exist without subsidies. It can't exist without our tax money. Without our tax money. You know, what is subsidies? Government has no money, it takes money from us. Sì, prendete il sistema dei sussidi all'agricoltura, per esempio, i sussidi non potrebbero esistere senza le nostre tasse, perché il governo non ha tasse, prende le nostre tasse, i nostri soldi. So globally, the industrial agriculture subsidies are $400 billion, that's more than $1 billion a day. For Europe, half of Europe's budget goes to CAP, which promotes industrial farming. Half of the budget. Tomorrow you could get rid of austerity by getting rid of the subsidy to industrial agriculture. A livello globale vengono utilizzati 400 miliardi di dollari, vuol dire più di $1 miliardo al giorno in sussidi. In Europa la metà del budget dell'Unione Europea viene utilizzato per la PAC, la politica agricola comunitaria, che quindi assorbe la metà del bilancio. Potremmo liberarci dell'austerità in un momento, basterebbe smettere di fornire i sussidi. And in local systems that have been evolved over millennia, there is nothing called waste. There is no generation of waste. E nei sistemi tradizionali, locali, quelli che sono esistiti per migliaia di anni, non c'è la produzione di rifiuti. There's no waste because it's a circular economy. Non ci sono